Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za Marija, brez madeža spočeta. O Marija, brez madeža spočeta. Molimo petkrat pozdravljena kraljica, da bi se odprla trda srca. Pričakujemo Marijo, ki je obljubila, da bo danes prišla. Pozdravljena kraljica, mati usmiljenja, življenja veselja. Salve Maria, mãe de misericórdia e usmiljenja, vida, mistério, esperança nossa salva. A vós bradamos, desesperados filhos de Eva. A vós suspiramos, somente chorando, nestes vários lágrimas. Venha, pois, advogar nosso, esses vossos olhos misericordiosos, a nós bondade, e depois de Jesus Cristo.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até breve. Per il Papa e per la Chiesa, Padre nostro, Oče naš, Ave Maria, i ne svitaju vašim družinama. siate buoni, Budite dobri, dei figli obbedienti, budite poslušni otroci, che ascoltano la parola di mio figlio
Gesù ki poslušajo besedo mojega sina e Jezusa che la mettono in pratica. in jo živijo. Lasciate da parte tutto quello che vi allontana da Dio Pustite ob strani vse stvari, ki vas oddaljujejo od Boga, e siate del mio Figlio Gesù, in bodite od mojega sina Jezusa. vivendo sempre nella grazia di Dio. Živite vedno v Božji milosti. Io vi amo Jaz vas ljubim e desidero la vostra felicità. in želim vašo srečo. Pregate, Molite, adorate mio Figlio Gesù nel Santissimo Sacramento, častite mojega sina Jezusa v najsvetejšem sakramentu, offrendogli la riparazione dovuta da mu darujete zadoščenje, ki mu pripada. a causa dei terribili peccati Zaradi groznih, težkih grehov, che sono commessi nel mondo intero. ki se naredijo po celem svetu. Io vi ringrazio per essere qui Jaz se vam zahvaljujem, da ste tu e vi concedo la mia benedizione materna in vam dajem svojo materinsko ljubezen, alle vostre famiglie. svoj materinski blagoslov in vašim družinam. Tornate alle vostre case con la pace di Dio. Vrnite se na svoje domove v Božjem miru. Benedico tutti Blagoslavljam vse, nel nome del Padre, v imenu Očeta in Sina in Svetega. Amen. questo è il messaggio che la Madonna ci dona oggi. To je sporočilo, ki nam ga je Mati Božja dala danes. Ha pregato il Padre nostro in gloria Molila je Oče naš in slavo, perché noi possiamo essere obbedienti a Dio da bi bili mi poslušni Bogu e perché possiamo fare il cuore di Gesù felice in da bi razveseljevali Jezusovo srce con la nostra vita, z našim con le življenjem, nostre azioni. z našimi dejanji. La Madonna dice nel messaggio che dobbiamo lasciare da parte le cose sbagliate Mati Božja v sporočilu govori, da moramo odstraniti vse napačne stvari, quelle cose che ci allontanano da Dio. vse tiste stvari, ki nas oddaljujejo od Boga. Ognuno di noi sa quali sono queste cose, Vsak izmed nas ve, katere so te stvari. quelle cose che ci impedisce di fare la volontà di Dio. Tiste stvari, ki nam ne dovoljujejo, da bi izpolnjevali Božjo voljo. Quelle cose che tante volte ci fa cadere nel peccato. Tiste stvari, zaradi katerih tolikokrat pademo v greh. La Madonna dice che a noi, per essere figli buoni e obbedienti, Mati nam pravi, da bodimo otroci poslušni in dobri. che ascoltano la parola di Gesù e la mettono in pratica. Otroci, ki poslušajo Jezusovo besedo in jo živijo. Cosa chiede Gesù da noi? Kaj Jezus želi od nas? Di amare i nostri fratelli, Da ljubimo svoje brate, di perdonare, da jim opuščamo, di cercare di donare un buon esempio a quelli che sono lontani dalla fede. da dajemo lep zgled tistim, ki so daleč od vere. Tante persone sono nelle tenebre di Satana Toliko ljudi je v temi Satana, perché non pregano più, ker več ne molijo, perché non fanno la volontà di Dio. ker ne izpolnjujejo Božje volje. E quante persone a offendere a Gesù con peccati immondi. In koliko ljudi je, ki držali Jezusa z umazanimi grehi, Di modo particolare še gli uomini. posebej možje. Gli uomini offendono tanto a Dio in questo tempo. Možje veliko žalijo Boga v teh časih. Uomini e sposi ribelli, Možje in ženini, ki so uporni, che tradiscono la loro sposa con fedeltà e adulterio. ki živijo prešuštvo do svoje žene in živijo nezvestobo. Uomini che vanno in luoghi sporchi e immondi a offendere Gesù con peccati impuri. Možje, ki gredo na umazane kraje in žalijo Jezusa z umazanimi grehi. E Gesù in un messaggio in Amazzonia ha chiamato l'attenzione degli uomini. In Jezus je v enem sporočilu v Amazoniji poklical možje, da bi prisluhnili. Uomini, uomini,
Možje, Perché offendete-mi a me in luoghi sporchi e immondi? zakaj me žalite na umazanih krajih in svetu? Uomini, perché lasciate di distruggere da Satana? Možje, zakaj se pustite uničevati od Satana? Satana vuole distruggere a voi uomini. Satan hoče uničiti vas možje. Svegliatevi, Prebudite se, pentitevi, okesajte se, cambiatevi, spremenite se življenje, non soffrireste tanto. če ne boste dosti trpeli. E Gesù mi ha detto che Satana vuole fare degli uomini In Jezus mi je rekel, da Jezus želi. pestando così. In Jezus mi je rekel, da Satan hoče može potlačiti, tako kot vam je pokazal znovu. Facendo gli uomini, le anime degli uomini sporco dell'inferno. Da bi naredili z njihovi duši umazanijo za pekel. E dopo Gesù anche ha chiamato l'attenzione delle donne. In potem je Jezus priklical pozornost tudi za žene. Le donne che usano il loro corpo per fare gli uomini peccare. Žene, ki uporabljajo svoje telo, da povzročijo, da možje grešijo. Le donne che dovevano essere virtuose e pregare. Žene, ki bi bile morale biti krepostne in molite. E che si lasciano usare da Satana In ki se prepustijo uporabiti Satanu, per distruggere le anime di migliaia e migliaia di uomini. da bi uničevali tisoče in tisoče duš mož. La Madonna ha detto che basta una sola donna Mati Božja je rekla, da dovolj ena ženska, per portare migliaia di uomini al peccato. da bi pripeljala k grehu tisoče mož. Vedete come le donne in questo nostro tempo Vidite, kako žene v teh naših časih si lasciano usare da demoni se prepustijo uporabljati od Satana, per rovinare i pastori. da bi uničevali može. Dio dice nella parola, Bog je rekel v Svetem pismu, è inevitabile che succedano i scandali, je neizogibno, da se dogajajo škandali. ma guai di coloro che commettono i scandali. Toda gorje tistim, ki povzročijo te škandale. Pensate nelle donne che sono in TV, Pomislite na tiste ženske, ki so na televiziji, che mostrano il loro corpo, ki razkazujejo svoje telo. e che tanti uomini che guarderanno loro in TV, In toliki možje, ki jih bodo gledali na televiziji, in ogni parte dove loro si trovano, kjerkoli se bodo znašli v tistem času, e guarderanno quelle donne con occhi di peccato. in bodo gledali te ženske z grešnimi očmi. Gesù chiederà di quella donna Jezus bo zahteval od te žene tutti i danni in conto delle anime di quegli uomini. za vso škodo, zahteval za vso škodo, ki jo je povzročila vsem možem. È molto grave questo. Je zelo težko to. E tante persone non si accorgono di queste cose. In mnogi ljudje se sploh ne zavedajo teh stvari. O le donne che vengono in chiesa, Ali pa žene, ki pridejo v cerkev, che non si coprono il loro corpo, ki se ne pokrijejo svoje telo, mostrano il loro corpo nella casa di Dio, razkazujejo svoje telo v Božji hiši. e che Gesù non piace, In to Jezusu ni všeč. che la giustizia di Dio vuole subito abbattere quelle donne. Božja pravičnost bi želela takoj kaznovati te osebe. E che quando le donne vengono così in chiesa, In kadar ženske pridejo na tak način v cerkev, i suoi angeli custodi njihovi angeli varuhi coprono la faccia, si pokrijejo svoj obraz, si prostrano davanti a Dio, se uležijo pred Bogom chiedendo perdono e la misericordia di Dio per queste donne in prosijo odpuščanja in usmiljenja za te ženske durante tutto il tempo che sono in chiesa. za ves tisti čas, ki so v cerkvi. La Madonna dice purezza, figli miei, Mati Božja pravi, čistost, otroci moji, rispetto verso mio figlio Gesù, spoštovanje do mojega sina Jezusa, amore e fede quando venite in chiesa. ljubezen in vero, ko vstopite v cerkev. Quante persone sono pigri nella fede,
Koliko ljudi je lenih v molitvi. La Madonna dice che le persone confessano i suoi peccati. Mati Božja pravi, da ljudje, da žene se spovejo svojih grehov. Tanti. Toliki grehov. Ma tanti dimenticano un peccato. Toda toliki pozabijo en greh. Peccato della pigrizia. Greh lenobe. Tanti sono pigri nella fede. Toliki so leni v veri. Non fanno sforzo per essere vicini a Dio. Se ne trudijo, da bi bili zraven Boga. La Madonna dice rinunciate alla pigrizia. Mati Božja pravi, odpovejte se lenobi. Perché un giorno la pigrizia non vi faccia essere rinunciati da Dio nell'ultimo ora. Kajte, da se ne bo zgodilo, da boste zaradi lenobe nekega dne bili pred Božjim prestolom. Tante persone rimangono davanti a una TV tante ore. Toliki ljudje so pred televizijo veliko število ur. Non si stancano. Se ne naveličajo. Tanti giovani rimangono fuori casa tante ore della notte. Toliki mladi so po noči zunaj veliko a ballare o a divertirsi. Da se zabavajo, plešejo. 2 del mattino, 3 del mattino, arrivano tante volte nell'altro giorno. Pridejo celo drugi dan. Ma quando è per andare in chiesa o per pregare un rosario, sono pigri, hanno sonno. Sonno. Ma quando è per andare a ballare e divertirsi, non hanno sonno. E Gesù dice: giovani che sono fuori dalla casa a perdere il loro tempo con cose inutili che non servono per nulla. Gesù dice che ha creato la notte per l'uomo riposare, non per essere nel mondo a fare peccato. E tanti genitori lasciano i loro figli andare fuori perché non insegnano le cose giuste. E Gesù dice: genitori, attenzione, e insegnate i loro figli, perché se no il demonio prenderà i vostri figli. E la Madonna quante volte mi ha svegliato 3 o 4 del mattino per pregare per i giovani. E mi ha detto: Edison, prega con me. E questo era sempre quando arrivava a Manaus, venerdì, sabato e domenica. Che erano i giorni che tanti giovani andare a divertirsi. E la Madonna dice: perché tanti giovani non torneranno alla loro casa. Io ho domandato: ma perché non torneranno? Perché tanti moriranno questa notte con violenza, con droga, incidenti stradali, perché sono ubriachi. E la Madonna dice: prega con me per la salvezza di questi giovani. E io a pregare con la Madonna per i giovani. E la Madonna dice: i genitori stanno a camminare nella via dell'inferno. Mati Božji pravi, starši hodijo na poti proti peklu. Insieme con i loro figli. Skupaj s svojimi otroci. Quando permettono i loro figli portare il loro ragazzo o ragazza dentro delle loro case per fare peccati impuri.
da bi delali nečiste grehe. Quanto dolore sento nel mio cuore Koliko trpljenja čutim v mojem srcu, quando questi genitori permettono questo. kadar ti starši to dovoljujejo. Permettono ai demoni di distruggere la purezza e santità della loro casa Dovoljujejo, da Satan uničuje con i peccati dei loro figli. čistost in svetost njihovega doma z grehom svojih otrok. Ne dopustite tega. Non si può permettere questo. Ne more se tega dopustiti. La Madonna e Gesù non vogliono. Mati Božja in Jezus tega nočejo. E la Madonna dice quanti peccati impuri In Mati Božja pravi, koliko nečistih grehov sono commessi nel mondo. so vedno v svetu. Sono i peccati che portano più le anime all'inferno. So grehi, ki vodijo največ duš v pekel. E la Madonna dice che questo tempo In Mati Božja pravi, da ta čas è il tempo che il demonio vuole fare di questa generazione di giovani je čas, kjer hoče Satan to generacijo mladih la generazione più vergognosa e perduta del mondo. narediti generacijo najbolj umazano in izgubljeno v svetu. Per questo tanti giovani a fare cose sbagliate. Zato toliko mladih dela napačne stvari. Il demonio ha preso tanti giovani nei suoi griffi. Satan je vzel tolike mlade v svoje kremplje. Per mezzo di internet, Preko interneta, TV, televizije, libri, knjig, cinema, filma. film che si passano in cinema, Filmi, ki se vrtijo v kinotekah, che si insegnano cose delle tenebre, ki učijo dela teme che cose di Dio. in ne učijo Božjih stvari. E la Madonna ha detto anche In Mati Božja je še rekla, che il mondo è contaminato da questi tre peccati: da je svet kontaminiran s temi tremi grehi. adulterio, Nezvestoba ali prešuštvo, abortus, droga. Il mondo è contaminato da questi tre peccati. Svet je kontaminiran s temi tremi grehi. Ma anche nel nostro tempo Toda tudi v našem času è un tempo che manca molta fede. je čas, v katerem manjka mnogo vere. Le persone credono in quello che si insegna in TV, Ljudje verujejo v tisto, kar učijo po televiziji, ma non credono in quello che parla il Papa o i sacerdoti. ampak ne verujejo v tisto, kar govori papež ali duhovniki v cerkvi. Quando il Papa o un sacerdote ci parla, Kadar govori papež, škof ali duhovnik, tante persone dicono questo non è vero, toliki ljudje rečejo, vse to ni res, è bugia, to je laž, menzogna. to je laž. Ma quando una persona parla in TV qualsiasi cosa, Kadar pa ena oseba govori po televiziji, le kakšno persone stvar, subito vogliono fare. te osebe, ljudje, ki gledajo, bi takoj to storili. Ascoltare e vivere. Poslušali in živeli. La Madonna dice non è la TV che vi donerà la vita eterna, Mati Božja pravi, ni televizija, ki vam bo podarila večno življenje, ma è la parola e l'insegnamento del mio figlio Gesù, ampak je beseda in učenje mojega sina Jezusa, che la Chiesa vi parla o kateri vam govori cerkev, per mezzo del Papa, po svetem očetu, dei vescovi e sacerdoti. po škofih in po duhovnikih. In Amazzonia la Madonna ha mostrato di pregare il rosario ogni giorno. Mati Božja v Amazoniji je pokazala, naj molimo rožni venec vsak dan. La Madonna in Tapiranga ha chiesto di pregare per il Papa. Mati Božja v Tapirangi je prosila, naj molimo za svetega očeta. Dove c'è il Papa? Kje je papež? Nella Chiesa Cattolica. V katoliški cerkvi. La Madonna ha chiesto ai Tapiranga di si confessare e di ricevere l'Eucaristia. Mati Božja prosila v Tapirangi, da se spovemo in sprejemamo Evkaristijo. Dove c'è questo? Kje je to? Nella Chiesa Cattolica. Samo v katoliški cerkvi. La Madonna ha insegnato allora ai Tapiranga l'insegnamento cattolico. Torej Mati Božja v Tapirangi uči katoliški nauk.
e ha mostrato a noi, ha detto, questa è la vostra fede. In pokazala nam je in rekla, to je vaša vera. Non ha una fede più bella di questa. Ni nobene druge vere lepše od te. E non ci sarà mai. In nikoli je ne bo. Perché è quello che mio figlio ha insegnato a tutti. Ker je to, kar je moj sin Jezus učil. In Brasile ci sono tante chiese protestanti. V Braziliji je toliko protestantskih crkva. A Itapiranga poche chiese cattoliche. V Itapirangi je malo katoliških crkva. Ma 20-30 chiese protestanti. Toda 20-30 protestantskih crkva. Inizio di apparizione in Amazzonia. Po začetku prikazovanj v Amazoniji 5 persone nella Santa Messa nella domenica. 5 ljudi je prihajalo v sveti maši v nedelja. Pensate alla situazione del passato. Pomislite situacijo pred leti. E tutti gli altri in chiese In protestanti. vsi ostali so hodili v protestantske La crkve. Madonna appare in Itapiranga. Mati Božja se je prikazala v La Itapirangi. Chiesa Cattolica comincia a riempirsi. Katoliška cerkev se je začela napolnjevati Le chiese protestanti a diventare vuote. in protestantske cerkve so se praznile. Perché la Madonna è venuta a portarci la verità. Kajti Mati Božja je prišla, da bi nam prinesla resnico, A insegnarci la vera fede. da nas nauči prave vere. E tanti protestanti a dire siete nella chiesa del demonio. In mnogi protestanti so nam govorili, ste v cerkvi Satana, Perché lì loro sono molto aggressivi. kajti oni tam so zelo agresivni, Chiamano la Madonna di demonio. ki imenujejo Devico Marijo, da je Satan. Il Papa è un falso profeta. Imenujejo papeža, da je lažni prerok. E dicono la nostra chiesa è la vera. In pravijo, naša cerkev je prava. E la mia amica una volta è rimasta zitta. In nekoč je moja prijateljica ostala tiho, Ho detto ma perché sei rimasta je zitta? rekel se mi, zakaj si ostala tiha? E non ha difeso la nostra fede. Zakaj nisi branila našo vero? Perché loro dicevano che la loro chiesa è la vera. Zato, ker oni so govorili, da je njihova cerkev prava. Ho detto no. Ne, sem rekel. Qual è la chiesa che è costruita lì sopra la tomba di San Pietro nel Vaticano? Katera je cerkev tista, ki je zgrajena na skali tam v Vatikanu? Chiesa cattolica. Katoliška cerkev. Come Gesù ha detto nella parola. Kot je Jezus povedal v besedi. Tu sei Pietro, su questa pietra Ti costruirò la si mia Peter, chiesa. na tej skali bom sezidal svojo cerkev. Non è la loro chiesa che è costruita lì. Ni tista cerkev, ki je tam Non è zgrajena. testimoni di Geova. Ni njehovska cerkev. Non è mormone. Ni mormonska Non è cerkev. altre denominazioni che c'è in Brasile che sono nomi che non conoscevate. No, niso tiste cerkve, ki jih vi niti ne poznate po imeni. Ma è la Chiesa cattolica. Ampak je katoliška cerkev, Per mostrare per tutto il mondo da bi se pokazala celemu svetu, che era la vera fede. da je prava edina vera. Ah, solo Gesù mi salva, dicevano loro. Govorili so, samo Jezus me lahko È il reši. sangue di Cristo che mi salva. Kristusova krije, ki me reši. Sì, il sangue di Gesù ci salva. Da, je Kristusova krij nas reši. Ma ricorda che il sangue di Gesù è lo stesso sangue della Vergine Maria. Toda spomni se, da Kristusova krij je ista krij, ki jo ima Devica Marija. Perché è stata la Madonna che ha donato a Gesù il suo sangue e la sua carne per formare il corpo di Gesù. Kajti bila je Devica Marija, ki je dala svojo kri in svoje telo, da se je ustvarilo Jezusovo telo. E a causa di questo la Madonna può intercedere per noi per la nostra salvezza. In zaradi tega Devica Marija lahko posreduje za nas in za naše odrešenje. Perché lei chiede al suo figlio, Ker ona prosi svojega sina il suo figlio l'ascolta. in njen sin jo posluša. E tutti rimanevano zitti, In vsi so ostali tiho. perché questo è vero. Kajti to je resnica. E io ho detto, allora se tu dici che solo il sangue di Cristo salva te, Torej, če ti praviš, da samo Kristusova kri te odrešuje, ringrazia anche che è il sangue della Madonna che anche ci aiuta a salvarsi. zahvaljuj se tudi, da je Marijina kri tista, ki nam pomaga, da bi se odrešili. E un'altra volta una donna diceva, rimango solo con la Bibbia.
In ena druga gospa je dejala, jaz ostanem samo pri Svetem pismu. Non pregherò mai a questa donna. Ne bom nikoli molila k tej ženi. Allora tu vai a casa tua, Potem pojdi na svoj dom, prendi la tua Bibbia, vzemi svoje pismo, apri nel libro dell'Apocalisse, odpri na strani razodetja, capitolo 12. 12. poglavje. La donna vestita del sole e il drago rosso. Ženo dana sonce La donna è dalla parte in di rdeči Dio, zmaj. il drago è del mondo. Žena je na strani Boga in zmaj na strani Satana. Se tu non vuoi pregare la donna e essere dalla parte della donna che è la Madonna e la Chiesa, Če nočeš biti ti na strani žene in žena, ki je predstavlja crkva, allora tu puoi rimanere con il drago che è il demonio. potem ti ostaneš z zmajem, ki je Satan. E tu vai nell'inferno. In potem greš v pokoj. Quale cammino vuoi seguire? Katero pot se hočeš odločiti? È rimasta zitta e vai via. Ostala je v tišini in odšla. Dobbiamo leggere la Bibbia. Moramo brati Sveto pismo. Dobbiamo meditare la parola del Moramo Signore. razmišljati Božjo besedo. Dobbiamo leggere il catechismo della Chiesa Cattolica. Moramo brati katekizem katoliške cerkve. Tante persone non fanno questo. Toliki ljudje tega ne delajo. Non dobbiamo perdere il nostro tempo, Ne smemo izgubljati svojega ma časa. noi dobbiamo lavorare per il regno di Dio. Mi moramo delati za Božje kraljestvo. E la Madonna mi ha mandato qui in Slovenia In Mati Božja je poslala tu v Slovenijo, per parlare di tutto questo a voi. da bi vse o tem govoril vam. Di non scoraggiare, Ne izgubite korajžo. di non perdere la fede, Ne izgubljajte vero, ma di testimoniare l'amore del suo figlio Gesù a tutte le persone, temveč pričujte ljubezen njenega sina vsem ljudem, perché sono tempi nuovi per il vostro paese. ker so prišli novi časi za vašo domovino. La Madonna vuole fare grandi cose in Slovenia. Mati Božja želi narediti velike stvari v Sloveniji. L'anno scorso ho visto in un'apparizione qui Lansko leto sem videl v enem videnju v vaši državi, domovini, la stiči, mano di Dio sopra Slovenia. Božjo roko nad Slovenijo. E quando ho avuto questa visione, In ko sem imel to videnje, la mano del Signore che è sopra il vostro paese Božja roka je bila na vašo domovino, per aiutare le vostre famiglie da bi pomagala vašim družinam con le grazie del cielo. z nebeškimi milostmi. Il messaggio è stato donato. Da prijeli smo tudi sporočilo. Allora siete voi che dovete pregare per il vostro paese Slovenia. Torej ste vi tisti, ki morate moliti za vašo domovino Slovenijo. Io posso aiutare con le mie preghiere, Jaz vam lahko pomagam s svojimi molitvami, ma io penso che questa responsabilità primeramente è vostra. ampak mislim, da najprej ta odgovornost je vaša. Io prego per il mio paese Brasile, Jaz molim za mojo domovino Brazilijo. voi pregate per il vostro Vi molite za vašo e tutti domovino insieme preghiamo per noi. in mi vsi skupaj molimo za cel svet. E così ognuno di noi fa la sua parte, In tako vsak izmed nas bo izvršil svoj del. perché la Madonna sarà vicina a noi Kajti Mati Božja tako zraven nas, per aiutarci. da nam je pomagala. E la Madonna dice che quando noi preghiamo il suo rosario, In Mati Božja je rekla, da kadar molimo njen rožni venec, il demonio va via. Satan gre proč. Il demonio non può rimanere in un posto dove si prega il rosario. Satan ne more ostati na mestu, kjer se moli rožni Il venec. demonio perde il potere. Satan izgublja moč. A Itapiranga la Madonna ha chiesto delle persone, pregate il rosario. V Itapirangi je Mati Božja prosila, molite rožni E le venec, persone non pregavano ker ljudje niso molili, perché davano la scusa che non avevano un rosario. ker so rekli, so se izgovarjali, da nimajo rožnega venca. E la Madonna dice, quante dita avete In nel Mati rosario? Božja je rekla, koliko prstov imate na vaših rokah. Primo mistero, Padre nostro, 10 Ave Maria, gloria al Padre. Prva skrivnost Oče naš, slava Očetu, 10 zdravih Marij. Secondo mistero, Padre nostro, 10 Ave Maria, potete pregare un rosario latino
In Mati Božja je rekla, lahko molite rožnevede zjutraj, 2 pomeriggio, 2 popovdne, 1 alla sera. enega zvečer. O potete pregare 2 mattina, Ali lahko molite 2 zjutraj, 1 pomeriggio, 1 alla sera. enega popovdne, enega zvečer. Ma la Madonna ha detto, ma è meglio svegliatevi più presto, Boljše je, če se zbudite precej spodaj, alle 5 del mattino, v 5 uri zjutraj e pregare. in molite. Preghereste tutto tranquillo, Tako bi molili popolnoma mirni, vi aiuterò a pregare jaz pa bom pomagala e moliti. avreste tempo per fare tutte le altre cose bene durante la giornata. Imeli boste dovolj časa, da boste vse druge stvari preko dneva lepo opravili. È meglio alzarsi presto mattina e pregare Bolje je, če se zjutraj zgodaj stanete v molitvi, che lasciare per pregare già nelle alte ore della notte, kot če pustimo molitev na pozne večerne ure, perché siete già stanchi e non pregate bene. ker takrat ste že utrujeni in ne molite prav. E la mia madre sempre si alza alle 4 del In mattino moja mama vsako jutro vstane ob 4 uri e prega tutti i suoi rosari. in izmoli vse 4 rožne vence. Dopo la mamma vai a fare tutte le cose di casa e non si stanca. Potem moja mama naredi vse stvari, ki jih mora doma in se ne utrudi. La mamma è lì a lavare i piatti, Moja mama pere posodo è lì anche pregando o cantando. in tudi tam moli in poje, čisti hišo. E la Madonna dice che quando ci alziamo presto In Mati Božja reče, kadar stanemo e zgodaj offriamo le nostre azioni a Dio, in darujemo vsa svoja dejanja Bogu, tutto quello che facciamo durante quel giorno è santificato da Dio. vse, kar naredimo preko tistega dneva, je posvečeno. E Dio usa quello che facciamo In Bog uporabi to, kar mi naredimo, per salvare tante anime. da odreši toliko duš. Anche se tu lavi un piatto, Tudi če ti pereš se krožnic, sta a pulire la tua casa, tudi če ti čistiš svojo hišo, tutto è santificato da Dio. vse je posvečeno v Boga. Anche se un giovane va a scuola a studiare Tudi če mlad gre v šolo e si offre a Dio al mattino presto, in se zgodaj izroči Bogu, quello suo sforzo e sacrificio, ves njegov trud in žrtev, tutto è santificato da vse Dio. je posvečeno v Boga. Per questo non possiamo perdere tempo. Zato ne smemo izgubljati časa. La Madonna un giorno appare, Mati Božja se nekega dne prikazala, era io e i miei amici a pregare 5 persone. bilo nas je 5 skupaj. E la Madonna appare e con il silenzio con le mani prega su di noi. In ko smo skupaj s prijatelji molili, se je Mati Božja prikazala in položila roke nad nas E era lì tanto tempo in silenzio. in je molila nad nami dolgo časa v tišini. E mi è venuto da domandare nel mio cuore, In vprašal sem jo znotraj v svojem srcu, perché lei stava a fare così in silenzio? zakaj ste vi tu v taki tišini? E la Madonna mi guarda con bel sorriso, In Mati Božja me gleda z lepim nasmehom, perché vi amo. da vas ljubi. Io sono la vostra madre, Jaz sem vaša mati, voi siete i miei figli. vi ste moji otroci. E la Madonna dice, guarda figlio mio, mi mostra. In potem pravi Marija, glej moj sin in mi pokaže. E appare quelle industrie di armi nucleari, In bombe, pokazala je tam, kjer se tovarne, kjer se delijo nuklearne bombe. E la Madonna dice, gli uomini costruiscono tutte queste industrie di bombe e armi nucleari. In Mati Božja je rekla, da ljudje izdelujejo vse te industrijo za nuklearne bombe, Solo per distruggersi uno agli altri. samo da bi se uničili drug drugega. Ma voi qui a pregare 5, To, da vas 5 tukaj, ki molite, voi siete la mia fabbrica nucleare di preghiera. vi ste moja nuklearna tovarna molitve. E siete più potenti che tutte queste industrie di armi e bombe. In ste bolj močni, kot vse te tovarne izdelujejo La nuklearno. Madonna chiede da noi In Mati Božja prosi od nas un proposito di conversione, namen spremenjenja. di cominciare da oggi Začnimo danes. il nostro cammino spirituale con Dio, Našo duhovno pot z Bogom. di non pensare domani o mese dopo mi convertirò, Ne mislite jutri ali pa naslednji mesec se bom spremenil. perché se il demonio potrà distruggere oggi,
Kajti, če vas bo Satan uničila kot danes, hoje il demônio farà para distruggere a noi la nostra famiglia. bo Satan to storil danes. E per questo dobbiamo cambiare oggi. Danes se moramo spreobrniti, Perché è Dio che ci chiama. ker je Bog, ki nas kliče. E per questo vi ricorderò nelle mie preghiere In zato se vas bom spominjal v mojih molitvah e voi pregate per noi. in vi molite za nas. Perché tutti noi abbiamo bisogno di preghiere Kajti vsi mi potrebujemo molitev, per fare la volontà di Dio. da bi izpolnjevali Božjo voljo. E chissà un giorno voi andreste lì e capiranno come pellegrini In kdo ve, nekega dne boste vi prišli v Tabiraku kot a romarji rappresentare di Slovenia in da boste predstavili Slovenijo e pregare anche lì per il vostro paese e per il mondo. in da boste tam molili tudi za vašo domovino in za svet. Vi aspettiamo Vas čakamo e vi ringrazio per la vostra presenza e pazienza. in zahvaljujem se vam za vašo prisotnost in potrpežljivost. Amen. Amen. Grazie. Hvala.